Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste. Porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura. Punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura. Eccoci qua, ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, già collegato con noi l'amico Cattaruzzi per il punto settimanale per Ciao. quanto riguarda la politica in Friuli Venezia Giulia. Buon pomeriggio Enzo, c'è tanta Ciao carne a al te, a tutti fuoco. voi. Ecco, Ciao. c'è tanta carne al fuoco perché ci sono tantissimi movimenti e tante novità, no? Beh, insomma, ci sono novità. Intanto oggi mi pare che Felice De Toni, il professore, si è un po' presentato, per cui penso che lui avrà molta fiducia nella candidatura e nella sua alleanza. Insomma, è un uomo che può aprire molte porte, come si dice. Ecco, tante porte e da capire soprattutto poi quali sono i portoni da aprire in maniera corretta, no? Perché le porte si aprono, ma i portoni sappiamo che sono più difficili, no? Ma lui potrebbe coniugare sia il terzo polo che il PD, insomma, potrebbe riavvicinarli. È chiaro che punterà molto al ballottaggio per poi avere un grimaldello per avere un aiuto dei 5 Stelle. Quello potrebbe essere la sua chance, diciamo così, Mhm. importante. Dall'altra parte Fontanini si sta consolidando con un'alleanza anche verso il mondo autonomista. A dire il vero, tutti vogliono avere in questo momento il mondo autonomista. Io credo che il mondo autonomista, proprio perché lo dice la parola stessa, è autonomo e in qualche modo andrà vicino a chi gli darà delle chance di rappresentanza, penso, no? Perché Certo. questo, la novità importante è che De Toni è sceso in campo, cosa che fino a poco tempo fa sembrava impossibile, perché è evidente che Venanzi, con tutto il rispetto per il capogruppo del PD, ha un peso specifico diverso dal rettore, dall'ex rettore, presidente di molte attività. Insomma, è un personaggio che ha segnato un po' la vita del nostro Friuli, no? Agemont e quant'altro, anche in sostanza. Per cui adesso le forze si stanno un po' contando e soprattutto si sta vedendo dalle varie parti di fare una campagna acquisti importante, come pure il presidente Federica sta cercando di fare una campagna acquisti importante per la sua lista. Non dimentichiamo che Udine è legato un po' anche all'elezione regionale, quindi bisogna vedere anche il candidato presidente Mm. della regione se sarà compatibile con De Toni o no. Senti, e questi giorni dove si fanno tante cene aziendali, tante cene di incontri, eccetera, si approfitta con la scusa di mascherarla sotto cena aziendale per cominciare a tracciare un po' la strada in vista delle imminenti amministrative, come giustamente sottolineato, perché si vota per la regione, si vota per Udine, ma ci sono tante altre amministrazioni al rinnovo, no? E ogni giorno se ne sente una nuova, perché c'è chi dice che qualcuno esce da una parte ma entra dall'altra, c'è chi dice che ci sono traversie strane, sotterfugi per spostare di qua, spostare di là. È chiaro che siamo ancora, diciamo così, ai primi giri, prima di fare la pole position in vista della partenza del Gran Premio, però insomma qualche rumors alla fine poi ci azzeccano. Beh, noi dobbiamo considerare questo, che intanto entro il 4 gennaio, mi sembra, i sindaci che vogliono candidarsi, che sono sopra i 3.000 abitanti, devono decidere se dimettersi o meno. E questo è già un tassello che è importante, perché prendiamo 2 o 3 sindaci, per esempio, prendiamo Tavagnacco, prendiamo Zoppola, prendiamo altri sindaci che in qualche modo, se si candidano, devono lasciare libere le caselle
e bisogna vedere, devono mettere anche in conto come la prendono i cittadini, perché non sempre tutti i cittadini sono contenti, dicono ma tu hai preso un impegno per fare un mandato fino alla fine, quindi hanno un dilemma non da poco e questi potrebbero entrare nella lista del presidente oppure in una lista, diciamo così, di partito di riferimento. Ma comunque io vedo che quasi tutti i sindaci tentano di entrare nella lista del presidente. Ma attenzione che il presidente farà anche uno screening, no? Dovrà vedere non tanto chi porta voti, ma chi anche è in grado anche di amministrare. Magari c'ha un DNA in un certo senso, no? Il famoso DNA. Esatto. Quindi non è facile neanche, e questa è la prima scelta che verrà fatta. Noi sapremo nel 1° gennaio quali sono i cittadini che lasciano libere le caselle. Poi è evidente Senti, che... onestamente, stando un po' adesso sul centro-sinistra, questa fuoriuscita nei cittadini, da una parte il gruppo dalla Liguori, che praticamente sono stati espulsi, hanno creato questo nuovo gruppo, questa civica, eccetera, quanto potrà pesare per quanto riguarda l'area di centro-sinistra, non solo per quanto riguarda le regionali, ma eventuali accordi anche a livello locale, soprattutto nell'area del Pordenonese e nell'area del Friuli? Sì, è vero, bisogna vedere un momentino come si confronteranno, perché voi sapete che anche Onsel è dalla partita, no? Che lui vuole rientrare in qualche modo. Per cui è evidente che il Partito Democratico si trova davanti a un bivio non molto facile, perché è chiaro che rappresenta un po' una cultura di un certo tipo, rappresenta un po' anche molti industriali, molti imprenditori, e comunque si ha dimenticato, tra virgolette, quello che è, diciamo così, il popolo, e per cui è difficile riprendere questi consensi quando questi consensi sono andati verso Fratelli d'Italia in gran massa e anche verso la Lega sta riprendendo piano piano, che la Lega sta riprendendo. Quindi è chiaro che una svolta a sinistra pregiudicherebbe i voti moderati di centro che sono nel frigo, tra virgolette, e sono circa il 30%, 35%, non sono poco, è un partito, insomma, no? Non Certo. dimentichiamo che anche gli autonomisti, anche per loro non è facile scegliere da una parte o dall'altra, perché altrimenti c'è diaspora, no? Quindi diciamo che il puzzle è molto interessante, la centrodestra parte favorito anche dai sondaggi, però non dimentichiamo che in politica 1 più 1 può fare 2, può fare 25, ma può fare anche 0,5. Nel Questo senso, sono d'accordo con te. ecco, quindi io sto ribadendo ancora una volta che il presidente Federica farà una lista sul modello Zaia, evidentemente, è il modello, diciamo così, che va per la maggiore, però noi sappiamo che i Friuli partiti sono ancora molto forti, e, insomma, un uomo solo al comando è visto, sì, però non solo. Senti, per puro caso, facendo zapping dopo la sistemazione dei canali in HD, stavo guardando Ulisse con Kirk Douglas, tra l'altro, quello vero, quello Ulisse vero, tanto per essere chiari a livello cinematografico. E sappiamo un po' di Penelope, della Tela, Circe e compagnia cantando. Ecco, chi sarà secondo te l'Ulisse eventuale che potrebbe sbucare e così sorprendere tutti durante la campagna elettorale? Ma allora, noi sappiamo che ci sono già due che stanno tessendo le fila, no? Da una parte a Pordenone c'è l'amico Grusti, dall'altra parte c'è Ferruccio Saro, per cui i due sono anche molto scafati, molto arguti nel cercare di portare gente al consenso. Io penso che questi potrebbero creare qualche problema ai grandi poli. Attenzione, perché io sento dire per esempio che il progetto MFG potrebbe entrare con la lista del presidente, io non ci credo molto perché altrimenti il brand verrebbe così buttato alle ortiche, non credo sia una cosa di questo tipo, però ci potrebbe essere una lista che all'ultimo momento, io sento una lista di centrodestra autonomista che potrebbe richiamarsi, non so, al partito bavarese della CSU per esempio, che potrebbe entrare in scena e a questo punto, sai, le cose potrebbero diventare un po' difficili per tutti perché io vedo dei sondaggi un 7-8% questi potrebbero portare via. E quindi Insomma, come dice... Prego, prego. no, potrebbe essere questo un diversivo, ecco, in sostanza. No, volevo dire, come dice il buon Enzo Cataruzzi, bisogna sempre navigare a vista, ecco, come in questi casi, no? Navigare a vista, esatto. Perché tutto è possibile.
Dicevo, tutto è possibile e niente è impossibile, no? Direbbe Esatto, qualcuno. poi sono tempi anche complicati e Mm. difficili, che sono tempi di transizione, come noi lo vediamo spesso, tu vedi anche quando vai a fare diretta a destra. Nessuno cerca di dire esattamente quello che pensa, perché sia industriali, piccoli artigiani, gli interessi sono tanti e tali che tutti vogliono in qualche modo contare, ma non svelare dove potrebbero contare. Quindi probabilmente l'ultimo mese, il mese diciamo così, perché mi pare che si vota in aprile, no? Per cui Sì, più insomma o meno deve essere la prima domenica di aprile. è 2 aprile mi pare, no? Mm. Quindi il 1° aprile c'è il pesce d'aprile, di solito arriva il 1° di aprile. Quindi noi potremo vedere la presentazione delle liste anche dei personaggi insospettabili in questo momento che Mm. potrebbero pesare, perché tutti sono alla ricerca di gente che ha consenso, che sono visibili, che sono conosciuti, ma gente che deve anche contare, che ha un background, o in politica o nelle professioni, insomma, qualcuno, la gente vuole fidarsi. E quello che è il dilemma che ha il PD da una parte e che ha la Lega dall'altra parte. No, attenzione, i sondaggi non danno, diciamo così, tutti i partiti in grande salute, tant'è che Federica, il presidente, l'ha capito benissimo, altrimenti non avrebbe fatto la sua lista. No? Ecco, dall'altra parte si aspetta le novità, e le novità dovrebbero arrivare con il presidente in pectore del centro-sinistra, che non sappiamo ancora chi è. E per cui questo potrebbe essere il punto di riferimento per Mm. poter avere una Senti competizione Enzo, in questo di caso, livello. in questo caso si aspetterà il congresso del Partito Democratico a livello nazionale o lo sapremo prima che si compirà il grande passo? Io penso che si aspettano il congresso nazionale, il tempo passa e arrivano in zona, diciamo così, cesarini un po' trafelati. Penso che dovrebbero farlo prima, anche perché la gente non sta a aspettare la novità all'ultimo momento, sta un momentino già vedendo quello che sta succedendo. No? Per esempio anche la destra, il centrodestra sta cercando anche tanti voti, ma tante sedie, ma bisogna trovare anche la gente che si siede in queste sedie, e non Mm. possono essere gente, diciamo così, normale, gente che sappia amministrare, insomma. E questo, come cittadini, noi lo pretendiamo a questo punto, lo pretendiamo dalla gente che Certamente. ci rappresenti al massimo livello, no? E quindi, insomma, è chiaro che faremo un Natale. Naturalmente io approfitto della tua trasmissione per fare gli auguri a tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia, che sia un bel Natale, un sereno Natale, naturalmente sperando che il fine anno sia altrettanto sereno, e naturalmente aspettando un 2023 di riscatto. Questo ce lo aspettiamo. Bene, grazie Enzo, anche da parte mia e da parte di tutto lo staff di friulitv.net contraccambiamo per quanto riguarda gli auguri dell'imminente giornata del 25 dicembre. Chiaramente con te torniamo prima dell'ultimo dell'anno per l'ultima trasmissione del 2022 in attesa del 2023, perché chissà, sotto Certamente. l'albero potrebbe nascere qualcosa che di tutto quello che abbiamo parlato oggi potrebbe essere tutto il contrario di tutto o lo stesso, no? Potrebbe San Silvestro lasciare un pacchettino interessante. Mm. Bene, grazie Enzo Cataruzzi, Grazie grazie a voi papà. gentili, grazie anche ai nostri gentili amici vicini e lontani, come si dice in questi casi. Termina qui la pagina dedicata a Mixed, comunque l'informazione su Friuli TV continua con gli aggiornamenti di cronaca, più tardi anche con un flash per quanto riguarda le nostre audio, video, news. Grazie per aver bisogno all'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Alla prossima. Mandi, Vuoi mandi. assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.